L'idea del restauro degli affreschi della sala nasce anche prima del Covid. Noi siamo di fatto custodi di questa sala da più di 10 anni e abbiamo portato avanti la sua apertura insieme a un gruppo di volontari coordinati da Stefano Titton e nel corso degli anni abbiamo verificato le sue potenzialità. Poi, grazie alla pausa delle nostre attività di servizio durante il Covid, abbiamo avuto il tempo di metabolizzare un po' di iniziative più robuste e più onerose. All'interno del nostro club avevamo diverse professionalità in ambito architettonico e ingegneristico che si sono coagulate e che hanno deciso 4 anni fa di innalzare il livello dei nostri service da una portata annuale ordinaria come quella che generalmente facevamo a un livello maggiore, che ha potuto coordinare per più di 4 anni una serie di interventi uno sull'altro. Quindi possiamo intorno a 4-5 anni fa mettere l'idea, la nascita di questa idea. Sì. Il nostro obiettivo era innanzitutto custodire un patrimonio storico e culturale di bellezza inestimabile, che era oggettivamente degradato e che era soprattutto poco utilizzato e poco visibile. Quindi abbinare all'idea di conservarlo e migliorarne appunto l'estetica e la conservazione, anche quello poi di far diventare questo luogo un simbolo per la città, una città che sta riscoprendo la sua vocazione turistica, la sua centralità in un contesto territoriale più ampio e che appunto voleva individuare nella sala uno dei suoi luoghi simbolo da poter promuovere anche all'esterno dell'ambito puramente cittadino. A livello di sala noi abbiamo intenzione di renderla sempre più fruibile e quindi abbiamo partecipato a un bando insieme al Comune che presenteremo più avanti nel dettaglio, ma con il quale installeremo un ascensore abbattendo le barriere architettoniche, quindi rendendo ulteriormente fruibile la sala anche ai disabili o ai portatori di handicap. Oggi presentiamo non solo la campagna in sé, ma presentiamo anche una serie di soggetti istituzionali, privati o di aziende che ci hanno affiancato, ci stanno affiancando in questa opera, che ovviamente è un'opera molto onerosa e che aveva bisogno di massimo coinvolgimento. Quindi oltre alla Banca Prealpi, che fa da main sponsor con una donazione molto significativa, ci sono 10 ditte o 10 realtà vicine a Rotary che hanno avuto la sensibilità di rispondere alla nostra campagna Adotta un affresco che avevamo presentato al pubblico 6 mesi fa e che ci consentono, anche grazie al loro contributo, abbinato ovviamente alle casse del Rotary Club, di riuscire a coprire l'intera spesa. Non è la prima volta che interveniamo a favore del Duomo, della valorizzazione del Duomo e della Sala dei Battuti. Eravamo già intervenuti addirittura oltre 20 anni fa e poi a seguire nel corso del tempo per altre opere di restauro, ricordo appunto le facciate del Duomo, e adesso con questo intervento per noi molto importante sotto il profilo sia del prestigio che riveste quella Sala dei Battuti e anche sotto il profilo ovviamente dell'intervento economico che ha permesso un sostegno effettivo per la realizzazione di questo restauro. Come Banca Prealpi e San Biagio non possiamo che essere sensibili alle esigenze delle nostre comunità in cui operiamo. Noi siamo una banca integrata nel territorio e di conseguenza quando ci sono opere di questo tenore, di questa portata da valorizzare, la banca c'è, la nostra banca c'è.